God Save the Wine, siamo a Roma, un posto bellissimo, degno di un barone come Barone Ricasoli. Oggi Barone è nelle sue tenute, però abbiamo con noi Federico che ci fa piacerissimo ritrovare dopo una bella visita al castello. Nel frattempo è successo di tutto a Broglio, dove diciamo di sì, un po' di tutto, ecco. Ancora una volta, scusami, ha fatto la storia, perché dopo essere stato quello barone antenato di Francesco a definire il Chianti classico come doveva essere fatto, ha anche stabilito come si fa a prendere 100 centesimi. È stata una bella sorpresa e soprattutto un bel riconoscimento dopo tanti anni di ricerca, di lavoro in cantina, in vigna, e quindi insomma sicuramente fa molto piacere. Speriamo sia un nuovo inizio ancora per migliorarci sempre di più. L'idea è sempre stata quella per Ricasoli e quindi la strada insomma devo dire è segnata. Ecco, e quindi in questa riapertura come è andata? Le persone, perché chiaramente va bene prendere grandi punteggi, ma il rosso d'estate, Chianti classico, c'è voglia di Chianti classico oppure è una cosa che piace sempre solo agli Stati Uniti e noi fiorentini? No, devo dire che negli ultimi anni in realtà si è visto anche in Italia che il Chianti classico sta tornando un po' nelle tavole degli italiani. L'ultimo anno non è stato facile per mille motivi e si è visto che insomma c'è stata stiamo vivendo una bella ripresa, sperando insomma che sia l'inizio di un ritorno in qualche modo alla normalità. E per quanto riguarda il Chianti classico d'estate, sì, sicuramente è un periodo meno adatto rispetto all'inverno, però chi riconosce la qualità e chi ha voglia di aprire una bottiglia importante spesso riconosce in Barone Ricasoli Ecco, qui abbiamo Castello di Broglio che è una delle gran selezioni, oltre a Ceni Primo e Presidente Centesimi, il Colle di là e appunto il Roncicone, più questa è la quarta, quindi un'altra maniera di esprimere il Sangiovese. Questa diciamo che è la prima, da sempre il gran vino dell'azienda, in qualche modo la massima espressione del Sangiovese a Broglio. Siamo adesso qui con l'annata 2016 che è stata una grandissima annata, volevamo cominciare questa stagione portando insomma quello che è il nostro grande vino in un'annata devo dire eccezionale. È stata la nostra prima gran selezione e continua a esserlo. Parliamo di un Sangiovese nella 2016 quasi in purezza con un 3% di Abrusco che è un clone antico di Colorino, 18 mesi di affinamento in tonneau per lo più di secondo e terzo passaggio, il resto in bottiglia per arrivare poi ai almeno 3 anni insomma, canonici prima dell'uscita. Questo è un vino da collezione, anche da tenerlo, invece Broglio Bettino è più da beva più semplice, quasi tutti i giorni. Sì, diciamo quasi tutti i giorni. Vuole essere un omaggio a Bettino Ricasoli che è stato il primo a mettere per iscritto quella che poi passò alla storia come la formula del Chianti e quindi è stato un po' un ritorno al territorio, alla tradizione con solo uve autoctone, Sangiovese un 10% anche qui di Abrusco e Colorino. 18 mesi di affinamento in botte grande da 35 ettolitri, una decantazione statica, quindi un sapore molto più territoriale legato al territorio proprio in onore della storia del Chianti classico. Quindi questa bella etichetta blu che già mette serenità e calma e tranquillità. Grazie mille Federico e buona estate. Grazie a te, a voi.